Va ora in onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti, bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio che assegna per noi ogni giovedì il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Infatti ci sono e saluto tutti voi. Bentornato su Radio Libertà. Grazie. Allora, devo dire che questa settimana non abbiamo neanche avuto bisogno di sentirci per decretare il Bamba, perché si è imposto da sé con la forza dell'evidenza, diciamo. Sì, è stato veramente molto bravo a darci a agevolare il nostro compito, nel senso che Romano Prodi è stato Presidente del Consiglio, è stato un professore importante, una persona che comunque ha inciso nella politica italiana, anche se non gli rimproveriamo ancora il fatto di aver accettato un euro supervalutato che ci ha un po' immiserito, diciamo. Questo va ricordato, quindi non è che Prodi sia un santo, però che fosse così bamba noi non ce lo aspettavamo. Perché che è stato bamba? Perché parlando con una giornalista che gli faceva delle domande, ma che domande vuoi fare a uno come Prodi? Le solite cose d'attualità, no? Stupidaggini. Lui si è innervosito per Ventotene, la famosa polemica su Ventotene, e anziché trattare la giornalista, che era una ragazza, in modo civile, le ha tirato i capelli. Un gesto brutto, volgare, che poteva risparmiarsi e che gli fa meritare il bamba, intendiamoci. Non l'ha picchiata, non l'ha presa a pugni, eccetera, per cui anche tutte le polemiche che sono scaturite mi sembrano eccessive, perché in fondo si tratta solo di un vecchio maleducato che insomma probabilmente invecchiando è peggiorato e per peggiorare Prodi ce ne vuole. Beh, è un capolavoro, in effetti, è un capolavoro. Infatti, è esattamente così. Però è chiaro che i giornali ne hanno approfittato per pubblicare anche la fotografia del gestaccio che ha fatto il nostro Prodi. Se lo poteva evitare. Un uomo come lui, santo Dio, un uomo di mondo, intendo dire, non è che si mette a litigare con una giovane cronista e poi in quel modo, tirando i capelli, insomma una volgarità che non ha pari, per cui il bamba è automatico, direi. Noi non abbiamo altro da dire su di lui, perché è un uomo politico che ha fatto tanti errori, ma quello ci sta, perché nella nostra politica è più facile fare degli errori e delle cose buone, ma addirittura mettersi a litigare con una povera giornalista che fa il suo dovere tirandole i capelli, questo è addirittura un gesto di una tale volgarità che ci fa venire il vomito. Sì, sottoscrivo. Tra l'altro non è stato lucidissimo neanche nella gestione successiva, perché invece di dire probabilmente l'unica parola che lo avrebbe tratto d'impiccio, no? Cioè scusa, prima ha detto che si è scambiato l'affetto per aggressione, poi ha detto che ha replicato un gesto della sua consuetudine familiare, cioè non mi è sembrato lucidissimo neanche nella gestione del fattaccio, ecco. Sì, esatto, e devo dire che anche i giornali la faccenda l'hanno trattata come una tragedia, quando invece è una comica, insomma, in sostanza è così. E questo ha aggravato il tutto, perché le cose comiche poi si diffondono in fretta. Ne hanno parlato tutti conoscono questo dettaglio, tutti hanno rimproverato Prodi per la volgarità del gesto e quindi adesso Prodi è diventato ancora più famoso di quando ci fece impazzire introducendo un euro che ci ha ammazzato. Assolutamente. Tra l'altro mi son fatto in questi giorni un esperimento mentale, cioè se lo stesso gesto l'avesse fatto Matteo Salvini o un leader di centrodestra, diciamo, cosa sarebbe successo a tuo giudizio? Mamma mia, sarebbe stata la fine del mondo. Anche in questo caso c'è stato un bel, seguito di polemiche, però sempre con bonomia, perché tutto sommato Prodi alla sinistra piace ancora, pertanto lo ha difeso, eccetera. Sono sicuro che se fosse stato un Salvini a fare una cosa del genere
Salvini avrebbe dovuto scappare in Svizzera. Sì, credo anch'io, sì, e magari in un cantone non italiano per non farsi trovare. E purtroppo le cose sono andate così. Mi spiace per Prodi, alla sua età forse non meritava una cosa simile, però è colpa sua e quindi va rimproverato. Questo è il minimo che si possa fare. Indubbiamente. Bamba è meritatissimo e suo. Tra l'altro, perché a tuo giudizio, come dicevi, la sinistra è ancora appesa a questo totem del professore? Come mai c'è ancora questa compattezza granitica? Sì, c'è, perché lui, quando è stato, diciamo, Presidente del Consiglio, quando era un uomo di spicco della politica, con tanti difetti, era anche abbastanza, diciamo, tollerante. Adesso vi racconto un episodio abbastanza divertente. Sì? Io un giorno ero direttore del giornale, dopo Montanelli, e fece un articolo di fondo dicendo che Prodi aveva la faccia come il culo. Beh, un'analisi chiara. Naturalmente lui mi ha querelato e arriva il giorno che a Brescia si deve celebrare il processo contro di me per questa frase volgare e io allora ho scritto un fondo quella mattina dicendo che non è vero, ho sbagliato, non è che Prodi ha la faccia come il culo, ma ha il culo come la faccia. Prodi, tutto sommato, è un uomo di spazio al querela. Ah, però, cioè, Sì. questo non me lo rende articolo del tutto, capito? Ha avuto un guizzo di, diciamo, ironia, in quel caso di ironia. Sì, infatti, questo lo devo dire perché è la verità. Assolutamente, ma invece, come dire, tu che hai nella stagione del berlusconismo diretto dei giornali che facevano, diciamo, battaglia politico-culturale contro quello che Prodi rappresentava, no? Certo. Lui che Italia ha rappresentato, cioè oltre all'euro, non so, la patrimoniale, cioè che idea di Italia rappresentava Romano Prodi? L'Italia delle sacrestie. Hm. Sì, quell'Italia lì, insomma. E l'ha rappresentata al meglio delle sue possibilità, perché è bonaccione, ha una faccia rassicurante, dei toni mai troppo polemici, e questa cosa ha un po' rimbambito gli italiani che l'hanno votato. Cioè sembra più mite di quello che è, diciamo, visto poi anche il gesto recente, ecco. Sì, no, mite non lo è, però l'apparenza è quella. Chiaro. Senti, ti faccio un'ultima domanda, che è una cosa, diciamo, un po' storica, che però a me ha sempre colpito e mi appello anche alla tua memoria per commentarla. Questo paese ha fatto passare in cavalleria una cosa un po' particolare riferita a Prodi, no? Secondo me. Cioè la famosa partecipazione a una seduta spiritica in cui uscì il nome Gradoli, che era il nome della via dove effettivamente era detenuto Aldo Moro dalle Brigate Rosse. Poi fu equivocato nel paese di Gradoli, dove furono mandate le squadre speciali, non fu trovato nessuno. Però, insomma, questo paese si è accontentato della spiegazione della seduta spiritica, un po' bizzarro, no? Sì, io non ho mai creduto alla seduta spiritica, perché poi non esistono gli spiriti, sono tutte stupidaggini che si inventano i fattucchieri, e comunque diciamo che gli italiani a volte sono sofisticati, ma a volte sono tonti e bevono qualsiasi stupidaggine. Questa se la sono tracannata, mai nessuno ha messo in discussione l'assurdità della cosa. Certo, sì, è vero. Si può spiegare anche con un doppio pesismo, perché io credo che se Berlusconi avesse partecipato a un incontro in cui fosse emerso il nome del posto in cui era detenuto Moro, probabilmente lo avremmo dimenticato con meno facilità, via, mettiamola così. Sì, questo è vero, assolutamente vero. Comunque anche questo episodio, diciamo, riguarda Prodi, e quindi è un motivo in più per assegnargli il Bamba, sia pure un po' tardivo. Sì, indubbiamente Bamba, diciamo, sia per la storia che per la cronaca e sicuramente per distacco questa settimana. Infatti, sì, assolutamente non ha avuto concorrenza. Grazie come al solito, direttore. Grazie a tutti voi. A presto. Avete ascoltato il Bamba della settimana di Vittorio Feltri.